Poi ho girato tutta la Sicilia da solo, l'isola di Pavignana, le isole Eole, poi quando la Rossellini ha girato il film con la Bergman, ci hanno affittato noi altri Ho visto che... ci hanno affittato noi altri perché non c'erano mezzi veloci, allora abbiamo costruito un mezzo veloce e allora per portare della roba da Milazzo da Sommo c'era un settore di navigazione, oppure a Palermo, e ci ha messo a disposizione, eravamo a disposizione dei Rossellini. Ora la Bergman ha girato la Bergman quel film là, perché voleva girare insieme alla Anna Magnani, sapete, poi siccome eccetera eccetera, la Rossellini, la Bergman non voleva andare là, perché non c'era la doccia. Non c'era doccia, allora noi gli abbiamo portato la doccia a Stromboli e così è rimasta là. E poi per esempio girava delle parti dei film, non so per cosa, e allora ci mandavano un pacchetto così per dire, per prendere tale cose. Si partiva da Stromboli e si andava a Milazzo, per dire, allora si prendeva e si ritornava di nuovo. E poi si stava là a Milazzo, eravamo a disposizione sua. Com'era Roberto Rossellini? Una brava persona. Monedavito l'ho conosciuta sulla nave da Rieta, che hanno girato un film. Lei, in primo tempo avevano chiesto se poteva stare sulla nave, siamo alla ferrovia, siamo usciti fuori e c'era sempre pure Alberto Soto un'altra volta. Quando sono stato alla Maddalena, hanno fatto il primo anno della commemorazione di Garibaldi. E allora c'era il Presidente della Repubblica, che era in Aula allora. Tutti i Garibaldi da parte della Francia, e siamo là. E allora non so, fra 1500 marinai mi hanno messo di fare la guardia d'onore alla tomba di Garibaldi. Dici che era un bello ragazzo, allora vabbè. E mi hanno messo a me un aviere, tutte le armi, però a me mi hanno messo proprio di fronte. C'è un romano, tutte le fermo così, tutte quelle signore, signorine così, che per marinai non potevano parlare dritto così.